Benvenuti in diretta su skritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato dal 1° di ottobre. Tutti i giorni 15 minuti di notizie, approfondimento, aggiornamento sulle tante novità che interessano il lavoro, dalle 12 alle 12:15, da lunedì al venerdì. Siamo ritornati in una situazione di grande emergenza, grande tensione. Sono annunciate nuove misure e quindi prima parte tutta dedicata alle notizie dell'ultima ora. È in arrivo un nuovo DPCM. Dovrebbe essere emanato oggi un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con ulteriori limitazioni che riguardano sia gli spostamenti da regione a regione, sia ulteriori misure restrittive per le attività e le imprese. Dovrebbero essere limitati, dicevo, gli spostamenti tra regioni, introdotte nuove regole per gli orari dei negozi, forse ulteriori strette per le attività della ristorazione, le attività sportive e per quelle dedicate alla cura delle persone. Resta poi il problema delle scuole. Oggi nei giornali veniva data ampia risalto a una notizia che mi ha colpito particolarmente. Più di 300.000 famiglie non hanno comunque la possibilità di far seguire ai ragazzi le lezioni a distanza perché non hanno gli strumenti tecnologici per farlo. Quindi è un enorme problema che dobbiamo affrontare tutti insieme. Comunque vedremo se uscirà quest'oggi il DPCM, se non è oggi e domani, ma certamente nelle prossime ore saranno definite e adottate nuove misure restrittive per contenere la curva dei contagi. Speciale decreto legge ristori, tutto sui contributi a fondo perduto. Vi segnaliamo oggi lo speciale pubblicato su Il Sole 24 Ore dedicato alle misure introdotte dal decreto legge ristori e in particolare proprio alle misure che riguardano i contributi a fondo perduto per bar, ristoranti, hotel, palestre. Ne parleremo comunque in settimana mercoledì nel webinar di mercoledì con me dalle 15 alle 16 che saranno interamente dedicati alle novità del decreto e tutte le anticipazioni della legge di stabilità e del collegato lavoro alla legge di stabilità per il 2021, tutte le misure che interessano il lavoro e le imprese. Sabato è stato pubblicato una nuova ordinanza regionale Veneto con un allegato protocollo, nuova ordinanza del Presidente della Regione Veneta con allegato un protocollo del Comitato regionale di medicina. Ve lo segnaliamo perché ormai è molto frequente che nelle nostre realtà, nelle nostre aziende, nelle istituzioni in cui lavoriamo, vi siano lavoratori, collaboratori che sono stati posti in quarantena perché essi stessi positivi. Allora il tema è quali misure adottare, ma soprattutto andare a definire il perimetro delle persone, degli altri colleghi e collaboratori da verificare. Perché è importante questo protocollo, perché è importante questa ordinanza? Perché definisce bene la nozione di contatto stretto da monitorare nella parte che riguarda la gestione dell'esito del tampone in caso di esito positivo e dice: nelle attività di rintraccio dei contatti si applica la definizione di contatto stretto relativamente alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi, quindi positivo sintomatico, contatto stretto, si vanno a guardare i contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi, oppure le 48 ore antecedenti la data di esecuzione del test nel caso di positivi asintomatici. Quindi una direttiva importante rivolta ai medici di medicina generale, ma utile anche per noi che ci occupiamo di gestione e organizzazione delle risorse. Licenziamenti, proroga fino al 21 marzo 2020, ne abbiamo sentito parlare molto nei giorni scorsi, non c'è ancora un provvedimento legislativo, al momento il provvedimento legislativo è quello del decreto ristori
che sposta, che proroga il divieto di licenziamenti alla fine di gennaio, ma si sta già parlando del 21 di marzo. Perché la data del 21 di marzo? È facile da spiegare. Nei giorni scorsi all'interno della maggioranza e con le parti sociali è stato raggiunto un accordo per prorogare la cassa senza più contributi a carico aziende per altre 12 settimane, da gennaio a maggio 2021, con proroga del divieto di licenziamento fino al 21 marzo, che sono 12 settimane dal 1 di gennaio. Quindi, con tutta probabilità, nei prossimi provvedimenti sarà introdotto questo ulteriore misura di proroga dei divieti di licenziamenti che si accompagna alle 12 nuove settimane di cassa dal 1 gennaio senza contributi a carico azienda. Molto interessante l'intervista che ha rilasciato ieri a Repubblica il ministro del lavoro Nunzia Catalfo. Se la pandemia continuerà, pronti nuovi aiuti fino a giugno. In una lunga intervista sulla Repubblica di ieri, Nunzia Catalfo, ministro del lavoro, annuncia che se servirà si prorogherà la cassa speciale per Covid fino a giugno 2021. Poi, alla domanda che le veniva fatta sulla riforma degli ammortizzatori, sapete che è allo studio una riforma degli ammortizzatori sociali, la ministra ha risposto in questi termini: la riforma arriverà all'inizio del 2021, vorrei un ammortizzatore universale per tutte le imprese, anche quelle sotto i 5 dipendenti, oggi non coperte. Vorrei un ammortizzatore semplice, nessuno dovrà più inviare alla pubblica amministrazione dati che già la pubblica amministrazione possiede, e collegato alle politiche attive. Vedremo che cosa partorirà questo comitato per la riforma degli ammortizzatori sociali. Comunque non tutti i settori sono d'accordo sulla introduzione di un ammortizzatore universale, in particolare il settore del commercio e delle grandi aziende, che oggi non versa il contributo per la cassa ordinaria, perché ha solo la cassa straordinaria, significherebbe altrimenti un aumento del costo del lavoro. Sud, pacchetto di 7 miliardi per il 2021, anticipate dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano quelle che sono le misure che saranno inserite nel collegato lavoro alla legge di stabilità. Tra le misure più importanti, decontribuzione, che oggi è prevista dal 1 di ottobre alla fine dell'anno, estesa fino a tutto il 2023 con fondi europei del REACT Unione Europea, e poi fino al 2029 copertura grazie al Fondo Sviluppo e Coesione. Si tratterebbe di misure davvero molto importanti, perché ricordiamo che la decontribuzione cosa significa? Esonero del 30% dei contributi previdenziali, INPS e assistenziali a carico datore di lavoro per rapporti di lavoro dipendente. Quindi una misura che dovrebbe essere estesa sia al 21, ma tutto fino al 23 con la copertura dei fondi REACT, e poi addirittura fino a tutto il 2029. Vedremo cosa succederà. Tra le altre misure, 1 miliardo per il bonus investimenti al sud, credito d'imposta per investimenti in ricerca al sud. Tutte queste misure saranno inserite nel collegato lavoro alla legge di stabilità, tutte le altre anticipazioni nel webinar di mercoledì. Aiuti di Stato, rischio di restituzione per i gruppi di imprese. È stata resa pubblica solo in questi giorni una circolare del Dipartimento delle Politiche Comunitarie, circolare del 18 di giugno. Secondo questa circolare, il tetto degli 800.000 euro previsto dall'Unione Europea come tetto agli aiuti di Stato, aiuti alle imprese nella situazione di crisi che stiamo attraversando, si riferirebbe all'intero gruppo nel caso di aziende che appartengono a uno stesso gruppo e non alle singole imprese. Moltissime le polemiche, moltissime le discussioni, vedremo quali saranno le linee interpretative che saranno seguite. Infine,
Co. È stata pubblicata in questi giorni una nuova circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la circolare numero 7. Questa circolare è stata pubblicata in data 30 di ottobre, è una circolare con istruzione agli ispettori del lavoro. È molto importante questa circolare perché cosa fa? Chiarisce qual è la portata ai fini sanzionatori della introduzione della nozione di eteroorganizzazione. Viene chiarito che ai fini sanzionatori per le collaborazioni coordinate e continuative la sussistenza di una eteroorganizzazione non determina di per sé una riqualificazione del rapporto di co come di rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza sono escluse tutte quelle sanzioni che sono collegate alla qualifica di lavoro subordinato e quindi ad esempio quelle connesse alla comunicazione preventiva e alla consegna della dichiarazione di assunzione. Da ricordare che da domani, 3 novembre, entrano in vigore alcune delle disposizioni contenute nel decreto legge 101 del 2019 che riguardava i riders e più in generale i co e il lavoro tramite piattaforma. Tra i webinar della settimana, come sempre, cominceremo domani con una puntata particolarmente importante, la gestione delle assenze del lavoratore per problemi collegati al Covid. Abbiamo preparato una sorta di vademecum con tutte le domande e tutte le risposte alle domande più frequenti che ci stanno arrivando. Poi, mercoledì, decreto ristori, anticipazioni della legge di stabilità collegato al lavoro, tutte le novità per aziende e imprese, per lavoratori, collaboratori, dipendenti, cosa cambia, perché è importante, perché ci sono tutta una serie di anticipazioni che ci aiutano a mettere a fuoco i temi di costo per il 2021. Infine, giovedì, nell'ambito del progetto e programma Reset, strumenti per lavorare in gruppo e a distanza, protezione dei dati aziendali, misure per il lavoro. Finisce qui la prima parte con Ultim'ora, adesso lo spazio a domande e risposte. Due domande che abbiamo selezionato sono tutte e due domande che sono arrivate al nostro portale espertolavoro.com. La prima: lavoratore assunto a termine in un ristorante dal 20 di ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Ora che c'è la limitazione alle 18, cosa si può fare visto che il neoassunto non ha diritto alla cassa, non ha ferie maturate e non si può far cessare il contratto almeno fino al termine, il contratto a termine? Risposta: per l'orario serale, sussistendo un provvedimento dell'autorità pubblica che obbliga i ristoranti a chiudere, il ristorante potrà gestire le ore come ore non lavorate, quindi assenza giustificata ma non retribuita. Più complesso invece il discorso per le altre ore e in particolare l'orario del pranzo, perché se vi fosse un calo di lavoro questo non potrebbe però essere addossato in capo al lavoratore a termine. Domanda numero 2. Dovrei assumere un lavoratore dal 5 novembre 2020 come barman, con orario dalle 18 alle 22, era un impegno già preso, già molti avevano già definito alcune assunzioni, nonostante il decreto che prevede la chiusura dei locali alle 18, posso assumerlo e metterlo in FIS? La risposta è no, al momento no, nel senso che si può assumere ma non c'è la FIS per Covid, perché per accedervi il lavoratore dovrebbe risultare in forza al 13 luglio 2020, così non è. La data del 13 luglio 2020, se vi ricordate, è la data del decreto di Ferragosto. Il decreto ristori non ha una data particolare, quindi non sappiamo qual è la data di riferimento, ma le indicazioni che stiamo dando a tutti è di tenere come termine quello del 13 luglio perché il decreto ristori si ancora al decreto di Ferragosto. Infine, storie e interviste e le pillole del lavoro. Vi lasciamo come sempre con un invito alla lettura. Questa volta la lettura è quella dell'intervista e dell'intervento che Gabriele Belsito ha tenuto il 6 di ottobre nell'ambito del convegno del nostro
Incontro Agenda 2030, Gabriele Bessito, direttore del personale di Autogrill. Così abbiamo riorganizzato il lavoro di 9.000 persone durante il lockdown. L'azienda ha messo in atto una strategia su più livelli, lavorando sul livello operativo, sul livello emotivo e emozionale e quello cognitivo. Ha implementato nuove strategie di vendita, ha immaginato le sfide del mondo del lavoro post-Covid. L'intervento è davvero interessante, andatelo a leggere nel nostro magazine laborability.com. Con questo è tutto, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani dalle 12 alle 12:15, sempre in diretta.